Oggi in questo video ti faccio vedere come faccio una delle mie bevande preferite, soprattutto in estate, il latte di mandorla. Allora, partiamo dal presupposto che non è un tutorial, una ricetta su come fare il latte di mandorla partendo dalle mandorle, no. Anche perché a parte il lavoraccio, a parte che se non hai mandorle tue certificate che sono buone, altrimenti il prodotto non ti viene buono, perché ci sono delle mandorle che sono anche magari un pochino più amare, più vecchie, dipende anche dall'annata, quando non le compra. Se non sa certe cose è meglio non provarci proprio. Ti faccio vedere come realizzo il latte di mandorla semplicemente con il panetto che si compra al supermercato. Qui da noi in Sicilia è un prodotto facilmente reperibile. Io adesso ho questo, ma è abbastanza indifferente come azienda, come marchio, perché comunque questo marchio, avevo usato la volta precedente quello di Dice, sono aziende siciliane, quindi so che comunque o l'uno o l'altro ne vale la pena. E poi voglio dire, spendi circa 2 euro e fai, no, ma neanche un quarto, ancora di meno della fatica di realizzare il latte di mandorla direttamente dalle mandorle. Quindi voglio dire, io ti faccio vedere come lo preparo, perché pensavo fosse una preparazione abbastanza banale e scontata, ma mi hanno fatto notare che così non è. Quindi non è che c'è un modo giusto o un modo sbagliato di farlo, ti faccio vedere come lo faccio io, come lo realizzo io, e magari, visto che mi hanno attenzionato questa cosa, questo piccolo dettaglio può essere utile a qualcuno, perché nella confezione ovviamente ti dà le dosi e poi ti dice di sciogliere questo panetto in acqua tiepida, ed è un lavoraccio. Io semplicemente frullo, viene un po' un latte di mandorla montato, però una volta che poi lo travasi in una bottiglia vuota, lo metti nel frigo, lo puoi bere dopo 2-3 ore e vedrai che alla fine è buonissimo lo stesso, e non è più un latte montato come sembra dal frullatore. Comunque adesso ti faccio vedere come procedo, anche perché qui ad esempio con questo è 150 grammi di prodotto come dose da 500 ml d'acqua. Io ne metto un po' di più perché non mi piace quella sensazione di latte troppo pastoso, troppo denso. Mi piace una bevanda più liquida, più semplice da bere, non in questo modo. Comunque con questo si può fare, tra parentesi, anche la granita. Magari la prossima volta facciamo il video su come preparare la granita, che io non l'ho mai fatto. Magari lo facciamo insieme, vediamo se ci riesce questa impresa titanica oppure no. Comunque ti faccio vedere allora adesso cosa faccio. Io prendo, ops, stavo distruggendo. Cosa, amore? Sì? Ok, io prendo 600 ml d'acqua e la riscaldo sul fuoco. Ah, sì, amore, ma ancora non è pronto. La riscaldo sul fuoco un pochino, non la fate bollire, si deve solamente intiepidire. Vado. Mentre l'acqua si riscalda, io faccio a pezzi questo panetto e lo metto dentro il frullatore. Mamma mia, che odore, che profumo meraviglioso. Dovrebbero fare un profumo comunque da donna. De mandorla, de mandorla. No, ma proprio il francese non mi piace, non mi è mai piaciuto come lingua, inteso, E io lo spezzetto proprio così, magari buttandolo tutto dentro e non fuori. Mamma mia, che profumo. Olè. Tu vai a lavare e nel frattempo che l'acqua si riscalda vi leggo gli ingredienti: zucchero in primis,
mandorle pelate e selezionate il 21%, sciroppo di glucosio, acqua, aromi e conservante. Conservare a temperatura ambiente, bla bla bla, 8 maggio 2021, bla bla bla. Comunque il latte di mandorla è buonissimo. Prodotto in Sicilia con mandorle siciliane. Che succede? Adesso è intiepidita, la butto qui dentro, proprio la butto così. E poi do una frullatina. Dopo qualche minuto sembra latte montato, però non lo è, perché ci sta anche il fatto che è un po' caldo. Infatti io lo metto qui a raffreddare, lo lascio qui il tempo che si raffredda e poi lo travaso nella bottiglia e lo metto in frigo e poi sarà pronto da servire.